Argentina, y el Teatro de San Bartolomé, más importante de la ciudad, puso en escena una nueva obra, El prisionero Roberto, compuesta por el joven maestro Giovanni Battista Pergolesi. De acuerdo con la costumbre, los entreactos se rellenaron con un interludio de carácter cómico popular, contrastando con el contenido patético y trágico del drama musical. La antigua ópera italiana ya presentaba elementos jocosos, pero en la segunda mitad del siglo XVII se empezaron a separar, trasladándolos al final de cada acto. Más tarde se separaron completamente, tomando un papel más importante en los entreactos. Por último, se unieron los argumentos de los dos interludios, denominados intermezzi, formando una acción común. La serva padrona es un ejemplo de este género artístico. El prisionero soberbio tuvo poco éxito de público. Sin embargo, los dos intermedios, es decir, la serva padrona, fueron aplaudidos con entusiasmo, tanto que en las noches siguientes fueron repetidos sin el drama al que acompañaban y pronto provocaron el favor del público de toda Italia. La fama de la serva padrona no se ciñó únicamente a Italia. La primera representación en Alemania tuvo lugar en Dresde en 1740 y en Viena en 1746. El 2 de agosto de 1752, la compañía de Bambini, formada por actores italianos, la representó en la Gran Ópera de París en presencia del rey y la corte francesa, provocando un impacto tremendo entre los asistentes. París entera se dividió en dos bandos enfrentados y sus opiniones fueron vivamente defendidas con la pluma y con la espada. Esta polémica, conocida como la querella de los bufones, se desató entre los defensores de la tradición lírica francesa y los partidarios de la ópera bufa a la italiana, que consideraban a la serva padrona como un emblema libertario opuesto al absolutismo real que representaba la tragedia lírica. Bufoniano y antibufoniano eran las consignas diarias de la sociedad parisina. Rousseau y Diderot, entre otros, escribieron a favor de la serva padrona. Incluso la omnipotente Madame de Pompadour y la familia real tomaron parte en la controversia, que no se resolvió hasta que, por orden de Luis XV, fueron expulsadas de París todas las compañías italianas. No obstante, la ópera de Pergolesi ejerció una influencia decisiva en la música francesa que constituía un género nuevo próximo al espíritu de los dos intermezzi. Es l'opéra comique llena de simplicidad, gracia y naturalidad. La obra maestra de Pergolesi debe su éxito en gran parte al texto lleno de vida del poeta napolitano Gennaro Antonio Federico. La acción muy simple se desenvuelve entre dos cantantes y un personaje nuevo. El viejo solterón, Huberto, está cansado de las continuas disputas con Serpina, su joven criada, y para huir de su tiranía anuncia que tiene intención de casarse y encarga a su criado Vespone que le busque una mujer que, aunque sea fea, sea sumisa. Serpina acepta con alegría esta idea, augurando que ella misma se convertirá en la dueña de la casa. Primero demuestra a Huberto que no podrá prescindir de ella y lo induce a tomarla por esposa. Después urge un drama aparentando querer casarse con cierto capitán de princesa, que no es otro que Vespone disfrazado de imponente militar, al que presenta como su prometido. En vista de la actitud grosera que muestra el capitán, el viejo Huberto, predispuesto por el miedo y la compasión, se deja embaucar en una promesa de matrimonio y finalmente la burla se desenmascara entre el orgullo general. El efecto del texto se produce esencialmente por dos elementos muy en boga en la época. La escasa malicia del señor, que se deja embaucar por la gente del pueblo, que muestra mayor inteligencia y espíritu, y el disfraz. Se inicia el camino de la ópera bufa con la aparición por vez primera del papel de la soubrette, la ingeniosa sirvienta más astuta que su amo, que tanto juego dará en la comedia posterior de Mozart a Rossini. Con estos simples pero convincentes argumentos, el libreto se asegura un éxito permanente. La música se adapta maravillosamente a la cualidad del texto
tan compuesta y es una particularidad del estilo de Pergolesi, de ideas cortas, cerradas, concisas, de movimiento perpetuamente fluido que describe perfectamente el carácter de la comedia. La seguridad con que el autor describe en música el carácter de los personajes es verdaderamente admirable. Rápidamente, al inicio de la primera área de Huberto, sentimos que su cólera crece furiosamente. El mismo motivo repetido 3 veces cada verso en un tono más agudo y recae inmediatamente en una especie de lamento expresado con unas notas largas y suspendidas. La ruidosa cólera se alterna bruscamente con un desaliento piadoso y en pocos compases se describe el carácter colérico y débil de Huberto. Se muestra al principio de su primera área. La bella sirvienta sabe cómo engatusar a Huberto e incluso mejor, maltratar. Sposo mio sposo, poi quasi furioso. Durante toda la obra, Serpina molto sì. En un trazo de especial fineza, la parte más débil e indecisa del irritable Huberto se expresa siempre en oscuras tonalidades complejas, mientras que las partes de Serpina a veces halagadoras y otras amenazantes, pero siempre mostrando seguridad en sí misma, se expresan casi totalmente en tonalidades no sostenidas. E mi par che va calando. Si se considera que la Selva Padrona está escrita unos 50 años antes de las grandes obras de Mozart, se estimará aún más el incomparable carácter de arte de caracterización de Pergolesi, que se complace en retorcer los medios de expresión dramáticos de la obra seria de su tiempo. Para pintar la indecisión de Huberto, usa, como en los momentos más decisivos de la obra seria, el recitativo acompañado por orquesta. No. Oh, poeta lei, per altro ch'io penserei, ma bella serva, ma il primo non saresti, dunque la sposeresti. Basta! Basta! Questo non sia su pensieri vivaldi, andate via! Generalia siguiente con esas frecuentes palabras, Huberto piensa en ti. Pergolesi nos presenta con los recursos de la ópera trágica una auténtica escena de fantasmas que nos recuerda al comendador Don Giovanni. La Selva Padrona no tiene apertura, dado su carácter original. Dado su carácter original de intermedio grave, no se aprecia porque la primera área de Huberto con su descripción de las miserias y aburrimientos de la vida de soltero es el mejor preámbulo de la comedia. La presente edición muestra los dos intermedios bajo su forma original, liberada de todos los cambios y añadidos posteriores, así como de escenografía propia. La orquesta se reduce a un conjunto de arcos, descrito por Pergolesi con el indispensable bajo continuo que se ejecuta con clavichelo. Y se basa en la edición de... ¿Qué? La edición de la partitura que se imprimió tras la interpretación de la ópera de París de 1752. Tradicionalmente se ha venido interpretando como dueto final Pertello nel core, número final de la obra de Pergolesi, y Flaminio, que se impuso por su popularidad.
En esta versión que hemos recuperado el dueto original, Contento tu sarai, con su texto íntegro. Hola, dove si sta? Hola,
io. E vado a uscir l'anima aspettando che mi si porti. E quando mi non scende? Adesso, quanto? E di mare questa, e di polverino che sentirane. Adunque? Adunque, io già la preparai. Tu vuoi di me le manete, padron mio petto, e delle chiederete. Vespore, orchi ho già preso il cioccolato, dimmi, compro mi faccia e sarità. E che ride quell'asino? Di me, che ho più flemma d'una bestia, ma bestia non sarò, io flemma non avrò, il giorno suoterò, e quel che non ho fatto al fin farò. Sempre in contrasti, con che si sta, e qua e là, e su e giù, e sì e no, con questo basti, finir si può, ma che ti pare, voglio crepare, signor Dorò, voglio crepare, signor Dorò, sempre in contrasti, con che si sta, e qua e là, e su e giù, con questo basti, finir si può, e sì, e tu, e no, e sì, e qua e là, e su e giù, e sì, e no, e no, e sì, e sì, e no, questo basti, finir si può, ma che ti pare, voglio crepare, signor mio no, voglio crepare, signor mio no, signor mio no, signor mio no. Però non hai sempre piange, la tua disgrazia a non dirai che venti sta, e dici tu, non è così, ma che no, sì, ma così è, ma così è, ma così è. Sempre i contrasti, donde si sta, e qua e là, e su e giù, e sì e no, con questo basti, finir si può, ma che ti pare, voglio crepare, signor Dorò, voglio crepare, signor Dorò, sempre in contrasti, donde si sta, e qua e là, e su e giù, con questo basti, finir si può, e sì e no, e sì e qua e là, e su e giù, e sì e no, e sì e no, questo
Dottoressa, voi parlate! Voi mi state sui scherzi ed io m'arrabbio. Non arrabbiate, capeli! Ha ragione! Tu non sai che ti dir? Va dentro, prendi il cappello, la spada di bastone che voglio uscir! Ne fate l'amore e poi sentirei di poco giudizio. Ma lei, diamine vuol mai del fatti miei? Dove volete andare? Andatevi a spogliare. Il gran malanno che mi faresti! Non uscirete. Io l'uscio chiave chiuderò. Ma parmi questa massima impertinenza! E sì, sonate. Serpina, il sai che rotta mai la testa! Spizzato che non si fa, poi fare pochi lo so. Non posso male, non posso male, bisogna Benissimo, hai tu inteso? Ora il suo loco di cosa vorrà, o signoria, e la padrona mia non vuol ch'io esca. Così va bene. Andate e non vi cresca. Tu ti fermi, tu guardi e me lo chiedi e
costante prova di una voglia e sia anche un'arpia. A suo dispetto io mi voglio accasare, così non dovrò stare a questa manigolda più soggetto. Oh, guida dell'asino, casatevi e fate ben la prova. La provate, manco ma la provò, con cui io mi caserò. A te, io non so che mi tiene, dammi il bastone, dal guardir. Oh, voi fai il vorrete, e quell'altra che me sposar dovrete. Vattene, figlia mia. Volesse dir io sposa. Stelle, o sorte, o questa eterna morte. O morte o vita, così sede, lo stesso già in pensiero. Questo è un altro diavolo più nero.
che al sommo giunto è sua impertinenza e l'aria e di nozze di chi è per mie perdir. Oh, questa ella facciam nostro dover. Posso o non posso, vuole o non vuol la mia padrona bella. Signor, già permettito il gioco, e io fra poco, e io non sentirò. Credio che no, Prenderò polleggiare, credio che sì, ma non prenderò te. credo che no, Oh, affatto così è. credo che sì. Con uomo in cuore che io pensi a casi miei, Pensaci, parlo lei. io ci ho pensato, E ben, che il mio marito più non trovavo. buon provi faccia, e lo trovassi a un tratto così già detto e fatto. Più l'ora delle suore incentrati, Alla buon'ora, posso saper chi è chi è, un militare, come si fa chiamare? il capitan Tempesta, Oh, brutto nome! che al nome sono i fatti corrispondenti, e lui è poco fermato, Vale, anche lui capico, peggio, questo è collera, pessimo! e quando poi colleremo, fanno bene con piedi trattati, un via via. Ci anderà molla, vostra signoria, se lei così scrivizzosa meco ed esterna, or pensa con lui essendo sposa, senza odio il capitan tempesta in collera anderà, e lei di bastonate una tempesta avrà. Con questo poi serpina penserò, Me ne dispiacerebbe, al fin del bene io ti voglio e tu lo sai. intanto tende a conservarsi, goda con la sua sposa amata, e di Serpina non si scambia affatto.
sei caro. Io volevo per noi giù in strada e si trattiene. Va, Ma licenza. o indovina chi sarà costui. Forse la penitenza farà così di quanto è dato al padrone. Se come mi dici al marito la verrà per la terra il bastone. Poveretta lei. Peraltro io pensei, ma è la scelta. Ma il primo non saresti. Dunque la sposeresti. Basta. No, non sia. So pensieri rivali. Andate via. Io vedo allevato. So poi com'ella è entrata. Ah, che sei matto! Piano di grazia, e non pensarci affatto. Ma io ci ho passione, e pure quella vestiva e torna. Oddio, e siam da capo. Oh, che confusione! Non so, se amore, o se pietà, pietà. Se dunque poi mi dice, pover concerto che nel cuore che io per me non so se amore o se pietà per me non so è un cervo che sì non so che dire non so che dire non so se
effettivamente ha una faccia tempestosa. E così, caro il capitan Tempesta, si sposerà già questa mia ragazza? Oh ben, ne già contento? Oh ben, non ti ha difficoltà? Oh ben, mi pare che abbia poche parole. Anzi, pochissime. Con permissione. E il braccio a quel brutto rimpiaccio deve andare questa cara colombina. Sapete cosa ha detto? Chi servira? Che pure che ti piace a donne mia. La dote tua, che dove sei fatta? Non gridate che mi furierà. Guarda le foglie al mio tornato furioso chilometro con un breve. Oddio, vedete voi, che mi giottere. Oh, che fai? Malambo, stati a vedere che costui mi farà. E cosa dice? E almeno 4.000 scudi. Anche non con questa bella, con una bagatella. Ma padron mio, non signore, servila, che malaria, espone, dove sei? Ma padrone, il vostro mare andate voi fermando. Senti un po', con costui hai tu concluso? Io ho concluso, e non concluso, adesso. Statti a vedere che questo maledetto capitano sarà precipitarmi. Poi chi detto? Che cosa ha detto? Lei parla per interprete. Non mi diate la dote di 4.000 scudi, o non mi sposerà. Ha detto. Ha detto, E se Dio non ti sposa, che ti importa? ah, che mi avrete sposare. Ha detto. Ha detto, oh, altrimenti a pezzi di papà. Oh, questo non l'ha detto. Chi lo vedrà? L'ha detto, sì, signore. Non si incomodi, che anche per le colpo il destino, poi io la sposerò. Mi viene la testa in tua presenza. Sì, Viva il padrone! va ben così. Viva il corrispone! Arrivaldo, tu sei, e non inganno, lasciami. Non occorre più credita!
gracias también por el apoyo de la comarca y el desarrollo del plan